Gabriele De Biasio è l'artista che presentiamo qui nella redazione di Udinese Life in via Aquileia 49, una mostra personale della sua fotografia che sarà visitabile sia all'interno che dall'area vetrinata di Udinese Life fino al 20 marzo. Una presenza importante a Udine, in una città che Gabriele De Biasio ama, ma Gabriele ama soprattutto quel territorio del centro e del Basso Friuli, che è soprattutto quello che scorre accanto al fiume Stella, è vero? Sì, verissimo. Io sono sempre vissuto lì alle zone delle risorgive e hai sempre amato questo territorio, nel quale ti sei immedesimato anche con la tua fotografia. Esattamente. Raccontaci questo quadro. Allora, perché... la foto che rappresento oggi è il mulino di Aris in bianco e nero, che è un mulino storico proprio del borgo di Aris. Siamo nel comune di Rivignano. Che è il comune di Rivignano e io abito a pochi chilometri, pochi metri, a 200 metri dalla foto scattata. Sì, senti, la mia domanda è questa: nella tua percezione di questo territorio, quanta importanza ha dal punto di vista fotografico l'acqua per te? L'acqua, il fiume Stella per esempio. Molto importante, perché comunque l'acqua rappresenta la vita, rappresenta il paesaggio e io amo l'acqua perché comunque posso fare i riflessi. Per chi conosce meno il Friuli, vorrei ricordare che il fiume Stella è un fiume di risorgiva, nasce quindi dalla terra, vero? Nel territorio di Codroipo e si estende poi a sud, e quando diventa molto grande, molto importante, il fiume Stella si butta nell'Adriatico. Quali sono i paesaggi che tu hai preferito al di là di quelli del Friuli, della nostra regione? In Carso, che ho fatto un paio di foto anche nel Carso, soprattutto nella zona di Sistiana, che lì ho fatto anche il Rilke, che a un certo punto c'è anche un altro fiume di risorgiva, che è anche il fiume più corto fra l'altro d'Italia, che è il Timavo, che praticamente esce dal sottoterra dopo chilometri in Slovenia, che fa chilometri di grotta, esce e fa pochi metri e sbutta direttamente sul mare Adriatico. E qui siamo nella nostra regione, ma io ti chiedevo anche fuori dalla nostra regione, quali sono i territori che ti hanno maggiormente sollecitato? Principalmente le città d'arte. L'ultimo viaggio che ho fatto a Napoli, devo dire che è stata una città carina, e durante il giro di Napoli ho fatto anche un pezzo della costiera amalfitana, che ho fatto un sentiero abbastanza tosto, a dire la verità, fino a Positano. Quante foto hai raccolto nella tua vita? Ecco, da quando voglio chiederti quando hai cominciato? Allora, ho cominciato... Penso di aver fatto sempre foto, solo che dopo un certo punto, dopo che ho fatto un concorso fotografico nel 2003, ho messo un po' da parte perché dovevo ancora andare a scuola e tante altre cose. Ho ripreso soltanto nel 2019 a Torino. E quindi hai anche raggiunto dei risultati interessanti, perché hai avuto anche dei premi, dei riconoscimenti, vero? Dal 2019 in poi sì. Ecco, se li vuoi ricordare anche alcuni di questi riconoscimenti. Allora, ricominciamo dal 2003. Nel 2003 ho avuto il secondo posto in un concorso fotografico locale di Rivignano, ero ancora all'epoca delle medie.
Poi nel 2021 tramite il club dell'UNESCO, che ringrazio anche la Renata, che sta riferendosi il nostro Gabriele alla professoressa Renata Capri da Ronco, sì, che è molto attenta e sensibile anche alla fotografia, certo. Che lì ho partecipato a un concorso sulla pace e poi ho avuto un terzo posto internazionale con l'Accademia Euro-Mediterranea delle Arti di Messina, sempre sul tema pace e spiritualità. Beh, diciamo insomma che ti stai muovendo sia nel territorio regionale che in quello nazionale. Ora Gabriele De Biasio è qui nella redazione di Udinese Life in via Aquileia 49, lo ripeto, nella città di Udine. Venite a visitare questa mostra perché può essere visitata fino al 20 marzo. Bene.